Beh, ci siamo. Sì, beh, allora, intanto inizierei a parlare dalla morte di Maradona, no? Vabbè, come sapete, è morto insomma il giocatore più forte della storia, possiamo dirlo. Rimane comunque eterno nelle parole, nei ricordi delle persone. Sembrava però, a me almeno, sembrava che molti aspettassero proprio la morte di Maradona per cominciare a buttargli tutta la merda che probabilmente già pensavano verso di lui, insomma, verso il suo passato, quello che ha fatto. Partendo dal presupposto che non mi stava molto simpatico come personaggio, eccetera, penso però che molti l'abbiano fatto solo per il gusto di andare un po' contro. E penso inoltre che, come nel caso di XXXTentacion, si debba fare una divisione tra personaggio e persona, considerando che poi Maradona viene da un passato, insomma, da una zona comunque povera. Non voglio giustificare quello che ha fatto nella sua vita, però è comunque anche lui un umano, no? Non so Sì, voi cosa ne sicuro. pensiate. Io penso che ogni persona ha i suoi scheletri nell'armadio. È ovvio che non sto dicendo che è normale magari fare certe cose, però soprattutto in un personaggio in cui non c'è correlazione tra quegli scheletri e poi quello che faceva il suo lavoro, quello per cui noi adesso siamo qua e diciamo è il migliore in qualcosa, era il migliore in qualcosa. A quel punto lì, secondo me, quando muore una persona e di questo tipo qui e gli vai contro, perché ho sentito molte persone che proprio andavano ma a me Maradona non piaceva, non mi interessa, non bisognerebbe parlarne di meno, queste stronzate qui che si sentono sempre, lì secondo me è stupido, perché un conto è il presidente degli Stati Uniti, ok, che se ha degli scheletri nell'armadio devono venire fuori perché sì, sei un presidente degli Stati Uniti, sei una delle persone con più potere al mondo. Alla fine lui, per quanto persona importante anche fuori dal calcio, era comunque un calciatore e quindi adesso è morto il calciatore Maradona, che poi vabbè, la persona Maradona avesse fatto cose che non sono condivisibili, vabbè, è un altro discorso, si può affrontare sì, ma non in questo momento. Allora, cioè io sono abbastanza d'accordo con il discorso che ha fatto Marco cioè in generale bisognerebbe scindere, no? La persona da, in questo caso, il calciatore, la professione, no? O la persona dal cantante, tutte queste cose qui. Però farlo con Maradona, almeno per me, è quasi impossibile, perché comunque il Maradona calciatore in generale non è che l'abbiamo vissuto, però sappiamo quanto è stato importante per il calcio in sé, no? Però, Forse anche cioè, non solo per il calcio, direi, perché pensando esatto. a quanto ha fatto per Napoli come città, come popolo anche, anche per l'Argentina. Perché in pratica comunque il calciatore, cioè io nel senso avrò visto 3-4 partite più emblematiche di Maradona, ok? Per capire proprio in pieno il calciatore, però in post io ho visto più documentari che raccontavano più la persona che era rispetto al calciatore che tutti conoscono, no? Tutti amano il calciatore Maradona, però vedi più tutti i documentari, insomma, le cose che ti spiegano com'era la persona Maradona. Io mi sento di dire che le persone che insultano, che parlano male adesso specialmente di Maradona, non lo conoscono, perché se tu provi a vedere veramente chi era Maradona, cioè non puoi non amarlo, perché è troppo, cioè non lo so, È cioè quello non che ho puoi non visto amarlo io, se cioè lo io ho vedi. visto per esempio moltissimi che gli sono andati contro per la cocaina e per accuse Adesso, di stupro e cosa cazzo, violenza non sessuale. vere tra l'altro, Questo non non lo so, vere, quindi. perché non sono mai Però uscite certe cose. Allegedly. tipo anche Un microfono per due, no? Che è il podcast di Allegri e Mauro Massa. Anche loro ne hanno parlato di sta roba. Loro, devo dire, sono molto provocatori
podcast, quindi forse vanno contro anche proprio per provocazione, però dicono quello che ti ho detto, no? Che non era una persona Sì, ma come così dicono, memorabile. tante persone lo fanno adesso perché devono andare contro, perché vedono Esatto. tutto l'amore che c'è verso Maradona, calciatore e persona, e loro devono andare contro perché devono andare contro tutto quello che dicono gli altri, devono andare contro la massa che il 90% delle persone ama Maradona, sia per il calcio che non. Mhm. Sì, In poi va un po' di moda In andare Argentina contro. lì, sì, ovvio, in Argentina non è solo il calciatore, cioè lì è un dio. Cioè gli hanno dato, per il funerale hanno dato 3 giorni di lutto nazionale, cioè nel senso lì è veramente un dio, come a Napoli specialmente. Anche a Napoli hanno un giorno di lutto, mi pare, cittadino. Sì. Non lo so, sì. No. Sì, più che altro, cioè, partendo dal presupposto che comunque la gente in qualsiasi situazione deve farsi notare, ok? E quindi se la maggior parte delle persone dice che Maradona comunque era una persona onorevole e comunque una delle più importanti persone di un secolo, e anzi, insomma, della storia del calcio, e non solo, è facile dire ma io non mi, ma a me non piaceva, ma ha fatto questo, questo e quest'altro, per farsi notare, no? E quindi lì è proprio, vabbè, non solo per Maradona, ma come ha detto anche Marco, XXXTentacion, quando era morto, era semplice dire sì, a me non è mai piaciuto per questo e questo e quest'altro, che sì, ok, cioè perché criticare ad esempio una persona, Maradona in questo caso, perché si faceva di coca? Perché aveva i soldi, no? È quello, Sì, ma poi... ma alla fin fine perché lo devi criticare? Cioè, lui ha Ma fatto una niente, scelta. per andare contro a una massa Sì, che infatti. in questo momento dimostra tutto l'amore che c'era per la persona. Vabbè, che comunque anche sta cosa della cocaina si vede che lo dicono perché non sanno, perché lui in 1000 interviste ha sempre raccontato che lui, uno, non voleva mai essere d'esempio, e sta cosa che è obbligatorio per un certo gruppo di persone così famose essere d'esempio agli altri, cioè, sono d'accordo con lui che non è per forza quello, cioè che lui non ha mai fatto del male a nessuno se non a se stesso. Con la storia della cocaina, lui dice in più volte in interviste che lui si nascondeva addirittura dalle sue figlie, dai parenti quando si faceva di coca. Secondo me, collegato a questo, c'è poi da fare un altro discorso che spesso ricorre anche in questa storia di calciatori che vengono da contesti poveri, no? Hanno un'estrazione sociale che è quella che è, no? Mi viene in mente qualche giocatore brasiliano che viene dalle favelas, Maradona per esempio, che lui non era ricco. Una volta che hanno 2 soldi è facile anche buttarli, e quanti calciatori sono in miseria, cioè mi viene in mente per esempio Adriano, vabbè anche Ronaldinho che si dice che aveva 80 centesimi sul conto, Cafu, e quindi c'è anche un discorso sociale, no? La persona è sempre quella, ha solo i soldi. Certo. Sì. Poi però comunque c'è da, secondo me, su quello che stava dicendo Matti prima, sul fatto che lui non ha mai detto, ha sempre detto, cioè, di non voler essere un esempio per gli altri, ok? Poi quando c'hai un determinato seguito e c'hai un po' di persone che ti cioè, guardano te, e anche se te non lo vuoi comunque ti prendono come un idolo, come un esempio, sì. Poi alla fine lì è fuori dal tuo controllo quello che puoi o non puoi fare o essere. Quello che secondo me è importante è che erano più i media, e anche adesso sono i media, che stanno ponendo l'attenzione su la coca, ad esempio, prendendo come esempio. Cioè, se non se ne fosse parlato, non sarebbe neanche stato un esempio per quello. Sarebbe stato Maradona il calciatore. E quindi poi, vedi, ci sono... E perché i media parlano di quello? Perché comunque porta soldi.
parlare di quello, perché la gente vuole sentire anche quello, soprattutto quello, magari gli interessa di più un articolo Maradona trovato a sniffare cocaina che, non so, Maradona non so, vince Vince il mondiale. vince il mondiale, non lo so adesso, però Sì, vabbè, ma ha senso. sicuramente. Il è vero. gossip tira di più, chiaro. E quindi c'è un circolo, no? Un circolo vizioso di i media che fanno un po' l'accusatore a Maradona perché è un esempio che porta la gente verso la brutta strada, però allo stesso tempo sono gli stessi media che mettono una luce negativa su Maradona al tempo e anche adesso. Mhm. Sì. Ad esempio Direi c'era una roba che ho sentito da un giornalista, non mi ricordo chi, che ha raccontato su YouTube, non mi ricordo come si chiama questo qua. Vabbè, che ha raccontato, in pratica stava raccontando i momenti che ha passato Maradona dopo essere stato scoperto con la cocaina dopo il mondiale del 94, no? Che da lì, cioè, la sua carriera è proprio crollata, la vita ha cominciato a peggiorargli. E c'era sto poliziotto che l'ha portato via e gli continuava a dire che peccato, che schifo, gli faceva così mentre lo portava via, eri l'idolo di mio figlio, guarda che esempio che devi dargli. E lui gli ha risposto tipo, e allora tu cosa hai fatto nella tua vita che non sei neanche l'esempio di tuo figlio? Cioè, insomma, lui è sempre stato così, cioè lui non gliene fregava niente, in poche parole. Può essere brutto da dire, però vabbè, non puoi pretendere... Sì, cioè... questo discorso si fanno anche con i cantanti, mi viene in mente spesso Sfera Ebbasta, gli viene detto non drogarti, eccetera, perché poi c'hai i fan piccoli, eccetera. E sì, la verità è quello che ha detto Riccardo, che non decidi te quando sei lì cosa lasci ai tuoi fan. Però è anche vero che sei una persona come tutte le altre, no? Questo è quello che credo. Poi magari quando diventeremo famosi verremo accusati anche noi di qualcosa, però per ora la vedo così. Sì. Più che altro, questo significherebbe che una volta che diventi importante, famoso, ricco, quello che è, non hai più un certo tipo di libertà. Perché, o almeno ne hai sicuramente di più, ma ne hai meno dall'altra parte, perché la popolarità fa questo, no? Ti toglie certe cose che non puoi fare, che puoi fare. E vabbè, questo è, insomma. Cioè, comunque, come fai a dire che uno come Maradona, cioè adesso, a parte la piccolissima parentesi della cocaina nella sua vita, che vabbè, c'è cascato, è un errore, ok? Quindi vabbè, tutta la gente che giudica, vabbè. Cioè, come fai a pretendere di giudicare Maradona per un pezzo di vita in cui ha sbagliato rispetto a tutte le altre cose che possono essere d'esempio per chiunque? Sì, dal sì, fatto che lui è partito da... esatto, c'è anche molto di positivo. Ma tutto tranne la cocaina, tutto, qualsiasi cosa, il calcio fuori dal campo, cioè l'amore che aveva lui in qualsiasi cosa facesse, che ho visto. Ma tu hai visto oltre alla cocaina? Io ho visto il documentario, quello che hanno dato a Sky, Maradona by Kusturica, tipo si chiama. Sì. No, io non l'ho visto, vedi, Stasera volevo guardare Maradona su Netflix. Ah, non è lo Netflix, stesso? cioè, no, non è lo stesso. In quello che hanno dato a Sky si racconta proprio lui, non si parla di calcio praticamente, si racconta lui, no? E lui tra l'altro dice in un'intervista, dice, cioè chissà che giocatore sarebbe potuto essere senza la cocaina, no? Perché effettivamente non è una sostanza dopante che ti migliora le prestazioni, effettivamente non lo è. Anzi, Anzi, te le può infatti, peggiorare, lui dice peccato per... Esatto. Cambiamo argomento. Volevo parlare di Champions, anche Ricky aveva qualcosa in merito alla Champions. Piccola parentesi, apprezzamento Lukaku anche qua, però la chiudo già. Dico solo animale Lukaku. Animale, infermabile, miglior numero 9 del mondo.
Vabbè, fossi tifoso dell'Inter lo crederei veramente io. Beh, io ho visto molti che sono d'accordo sul fatto, e anch'io sono d'accordo, che negli ultimi 10 anni la cosa migliore è capitata all'Inter. Tutto Lukaku è sopra. E sì, è così, perché se noti l'Inter è sulle spalle di quel rinoceronte e basta, si aggrappa a lui, perché è giusto così, perché è gigante e quindi distrugge le cose. Vabbè, però per ora, per ora Icardi un passo avanti, secondo me, per quello che ha fatto all'Inter, ancora Lukaku deve farne. Cioè, voi lo odiate Icardi, però non siete obiettivi. No, non siete obiettivi. Vabbè, ma guarda tipo le statistiche a livello di gol partita, Lukaku è molto più sì, ha fatto un anno però. Sì, un anno in cui segna sempre. Cioè, per quello che dico, cioè io dico è più forte. Non so cosa intendi un passo sopra Icardi. Vabbè, Icardi ci ha fatto ancora da dimostrare. Sì, vabbè, sì. Ho capito, guarda che squadra aveva. Vabbè. No, comunque per ora in quello che ha dimostrato, ok. Sicuramente anche secondo me. Vabbè, chiusa questa parte da tifoso del cazzo. Secondo voi chi vince quest'anno la Champions, ragazzuoli? Io ho una mia idea, se volete inizio. Dilla te. Allora, secondo me il Bayern è ancora la squadra più forte e potremmo vedere un back-to-back, anche se, non so, la mia parte romantica spera in Messi nel segno di Maradona faccia vincere Barcellona la Champions. E un po' ci credo, oltre a sperarci. Tra l'altro, vabbè, assurdo comunque, cos'era? Sabato scorso? Cioè il gol che ha fatto, poi si è tolto la maglia. Cioè vederlo in diretta, sì, era scritto. Io ho detto devo vedere sta partita perché succede qualcosa. E poi è lui che quasi fa gol di mano. Sì, esatto. E lì è proprio andato lì per prenderla con la mano. Lui voleva fare gol così. Poi gliela annullavano perché è basso e quindi non ce l'ha fatta. Cioè veramente da brividi vederlo in diretta così, madonna. Allora, anch'io vedo comunque il Bayern favorito. Sicuramente il Bayern è la squadra da battere perché, vabbè, sia come squadra ma sia come individui è la squadra più forte, sicuramente. Però, io non so perché, secondo me, la Juve quest'anno, ma sai che se non arriva fino in fondo, arriva in semifinale. Ma sai che me lo sono segnato anch'io? Secondo me, come outsider, ti dico Paris Saint-Germain e Juventus. Perché io, vabbè, di solito è stato spesso favorita la Juve, però non l'ho mai detto io. Cioè, sono sempre stato un po', non lo so, quest'anno non so perché la vedo più debole in campionato, però in Champions, non so. Ti dico, dopo la partita contro il Fenerbahce, Ferencváros, come cazzo si chiama? Sì. No, più che altro secondo me comunque ci motivazioni manca. Ma era già qualificata, dai. Infatti. No, vabbè, no, quella per la qualificazione, non ieri sera contro la Dinamo Kiev, che comunque vabbè, però. Ah, ok. Ah, no, infatti era la Dinamo Kiev ieri sera. No, quella prima. Sì, più che altro manca, secondo me, comunque quella grinta che ad esempio l'anno scorso vedevi il Bayern, c'aveva proprio quella volontà, cioè lo vedevi che c'aveva la determinazione di vincere la Champions. La Juve quest'anno non vedo la determinazione né di vincere la Champions né di vincere il campionato. È un po' senza quello che dice anche Pirlo, tra l'altro. Sì, ma Pirlo a me dà tanto l'idea che cioè la squadra è l'immagine sua. Per carità, lui non è mai stato un personaggio molto grintoso, diciamo. Però cioè, lui non mi trasmette molta convinzione, mai. Ma probabilmente questo non lo fa neanche, non lo trasmette nemmeno ai giocatori, evidentemente. Per questo è lo specchio. Almeno questo è quello che mi sembra. Poi però, d'altro canto, anch'io ho la Juve tra gli underdogs che, non so, quest'anno potrebbe essere anche un po' di fortuna. Io ti dico il Bayern favorito sempre, poi ti dico la Juve, subito dopo io ci metto il City, perché secondo me prima o poi, cioè io l'ho messo anche l'anno scorso, però prima o poi secondo me quest'anno in Premier non sta neanche facendo bene, tra l'altro. Appunto, ancora meglio. Metti che vuole concentrarsi là.
Vedremo. Non lo sappiamo. Questo discorso di eliminare una competizione è un po', secondo me, mentalità perdente. Però se Più che altro, pensi, sì. se pensi Sì, per sì. esempio anche il Liverpool, lui ha puntato un anno sulla Champions. Vabbè, in realtà è arrivato lì anche per lo scudetto quando ha vinto la Champions, no? Sì. Però secondo me è una cosa che viene abbastanza naturale ai giocatori, secondo me. lasciare andare, dici. Cioè, sì, perché non lo so, vedi che metti che sabato hai, nel caso del City hai il Liverpool o lo United che ti viene a giocare, no? Però mercoledì hai la gara di Champions chiave. Magari senza pensarci inconsciamente tu pensi già alla partita di Champions e perdi quella e vai tracolli in campionato, no? Per dire magari è un po' inconscia come cosa. Cioè Sì, Real forse Madrid, inconsciamente, vero. il Real Madrid su 3 Champions che ha vinto di fila, ha vinto un campionato in quei 3 anni, per dire. Eppure era la squadra più forte, cioè non ce n'era. Più che altro il campionato, soprattutto all'inizio qui della stagione, se perdi un po' di partite ti scende anche un po' la motivazione per giocare al top, soprattutto se come vedo quest'anno la Juve, non hai quella cosa in più che secondo me, come ho detto prima, è la determinazione, perché se sei una Sì, la squadra cattiveria. determinata, cattiva, come dici te, perdi una partita non ti interessa perché sai già che la prossima la vinci. E invece un po', secondo me, la Juve gli manca un po' quella self-confidence quest'anno. Perde una partita e la partita dopo dice cazzo, abbiamo perso la partita scorsa, queste cose che capisci. Sì, però è anche vero che il campionato è lunghissimo. C'è stato Anche questo sì. un paio d'anni fa che Allegri allenava la Juve era indietro in campionato, no? E Sì, poi alla era tipo fine... decima. esatto. E poi è arrivata a vincerlo Ma tranquillamente. sì, ma la Juve è la squadra da battere, sempre. Ma sì, ma infatti. Cioè, nel senza senso, dubbio. ancora deve ritrovare. Io non ho ancora visto Bonucci giocare con continuità, non ho ancora visto Chiellini. Alexandro è tornato da 3 partite. Cioè, poi deve Sì. ancora tornare Dybala. Cioè, Sì, torna. la Juve ancora... E Arthur, Vabbè, su Arthur cosa tornerà, pensate? tornerà. Arthur deve un po', secondo me, entrare negli schemi, però piano piano sto vedendo che sta crescendo nel senso che cresce all'interno della squadra. Alcune prestazioni sono, cioè, però quando è fuori partita, lo vedi proprio che sbaglia cose semplici, non c'ha quella cosa che vedevi ad esempio al Barcellona. Però per esempio Arthur per me è un fenomeno, veramente No, è un è vero. centrocampista Ma non è sopra la media. discutibile questo. Questo non è proprio cioè, nel senso, è uno che fa il titolare in Brasile, cioè, non c'è da discuterne proprio. Ha fatto un affare, secondo me, la Juve. È riuscita a dare via Pjanic e prendersi un giocatore come Arthur che ha 5 anni meno. Cosa ha 22 anni Arthur, no? Qualcosa del genere, sì. Ha fatto un affare incredibile perché lui è di un'altra categoria proprio. Poi hai ragione Ricky che deve entrare negli schemi bene perché E forse deve un po' maturare a livello mentale anche. Sicuramente. Sì. Cioè venire da una squadra come il Barcellona devi un po' abituarti a tutt'altra mentalità e secondo cose. me comunque la Serie A è una di quelle, cioè se vieni dall'esterno della Serie A non sarai subito come eri prima, come eri fuori dalla Serie A, perché la Serie A è diversa, è semplice da dirlo, però ci sono certe cose che al di fuori sono completamente diverse. Una su tutti, secondo me, la fase difensiva della Serie A è tutt'altro. Ci sono molti meno spazi. Sì, la tattica in generale, cioè è un'altra cosa. Arthur stesso era abituato al Barcellona che andava ovunque, passeggiava in campo, cioè nel senso il Barcellona, con tutta la qualità che ha in confronto a tutti gli altri in Spagna, passeggia in campo. È vero. Cioè non in senso brutto, cioè nel senso che sono proprio più forti. Però hai la libertà di far vedere quello di cui sei, perché non c'hai tutta quella pressione che magari in Italia c'è. Sì, esatto, in Spagna, in Inghilterra, in Germania danno più spazio al talento. In Italia è ancora molto più tattico, però sta cambiando, Sta cambiando, però a livello di, per esempio, psicologia, eccetera,
un giocatore straniero che arriva qui e fa fatica le prime 7 partite di campionato, subito il tifoso inizia a puntare il dito. A me viene in mente Hakimi, che adesso si parla addirittura di caso Hakimi, ok? Gli hanno chiesto in conferenza stampa a Conte come mai, come non mai, e la verità è che cioè, anche lui è un ragazzo giovane, è Sì, ma arrivato chi lo da critica, Hakimi? quelli che non capiscono di calcio, a mio avviso. Ecco. Perché non puoi non avere pazienza, perché se Sì, ma che sarebbe poi proprio... vabbè, Sì, è pazienza parla anche fino a un certo punto, perché alla fine, cioè, Hakimi anche ora non è che sia scarso, ha fatto 2 errori forse abbastanza grossi in No, certe beh, determinate partite, devo dire che però le sue prestazioni sono sempre insufficienti. A parte, vabbè, ha fatto un assist contro il Gladbach, però poi aveva iniziato bene, però le ultime partite, vabbè che l'Inter sta facendo solo che peggio che di Hakimi, no, infatti. però sbagliava davvero tutto Hakimi e si capiva che psicologicamente non c'era, cioè era distrutto. E vedi, e lì sta anche l'allenatore, che secondo me Conte non è il migliore allenatore per un profilo come Hakimi, che è giovane, che ha talento indiscusso, però vabbè, si Questo vedrà. è vero, questo anche secondo me. D'altra Non parte è- però Conte è il miglior allenatore per i vari Gagliardini, D'Ambrosio. Lo so, però cioè, devi anche fare il salto di qualità, perché sennò vai ad allenare il Ma Bologna, vai a non allenare... credo voglia Conte, infatti. Poi Ho in capito, realtà, ma cioè, finché sai finché allenare... Gagliardini Cioè, risponde boh. bene, cosa vuoi dirgli? Ok, ma Gagliardini non potrà mai arrivarti ai livelli che ti fa, cioè alle prestazioni che ti fa un Eriksen. Pogba. Cioè, Eriksen al top. Cioè, allora vai a allenare in una squadretta. Cioè, la Vabbè, roba questo- che differenzia gli allenatori grossi veramente è il saper gestire i giocatori di un certo livello, no? Ma infatti io sono stato anche molto critico con Conte, non tanto per i risultati, eccetera, ma proprio per il modo di giocare che secondo me alla lunga può essere controproduttivo, perché tu ti privi di giocatori di talento e metti dentro giocatori mediocri che ti vanno bene per il contesto. E non lo so. Ora, fatalità, ho letto sul libro di Phil Jackson che lui proprio dice il ruolo di un allenatore è far giocare bene, far rendere bene i giocatori che ha a disposizione. Esatto. Poi in realtà Phil Jackson li ha voluti abbastanza mettere in degli schemi, no? Perché anche col triangolo, eccetera. Però la Lo verità è che facevano. devi adattarti Sì, ai proprio giocatori. un minimo comunque. Vabbè, Sì, poi... però comunque i giocatori erano al top sotto Phil Mhm. Jackson. In tutti i posti in cui è andato, vabbè, a parte New York, erano comunque al top. E quindi Questo non è gli puoi vero. dire nulla, perché lui è riuscito, come anche tanti altri allenatori, non in NBA, ma nel calcio. Ma sì, Quando ma riesci a far giocare i tuoi giocatori al top, sei un grande allenatore. Punto. c'è stata un'intervista di cioè Guardiola è definito da tutti, dalla stragrande maggioranza di chi guarda il calcio, il miglior allenatore degli ultimi 20-25 anni, no? Mhm. Eppure quando in intervista gli chiedono, ti criticano molto perché dicono che hai vinto tutto a Barcellona perché avevi Messi, Xavi, Iniesta, eccetera. E lui dice non ho nulla in contrario, cioè hanno ragione, perché così alla fine devi essere un grande gestore, però alla fine non è che giochi te, Chiaro. giocano i fenomeni che hai in campo. Cioè con Phil Jackson non è che vinceva lui gli schemi fino a un certo punto, però quando hai un Michael Jordan in campo, Sì, io mi dura riferivo più che... alla parentesi a Los Angeles, però sì, anche ovviamente a Chicago. Però Ah, comunque, a Los Angeles c'aveva il duo più dominante della storia dell'NBA. Probabilmente Insomma. sì, la storia. Sì, beh. Ma sì, alla fine è così. Cioè non Sì, vincono, infatti. ma difficile che vincano gli schemi puramente fatti dall'allenatore senza interpreti di un certo livello. Cioè Sì, alla poi fine Phil vincono Jackson gli ha quelli che dato molto giocano. anche il senso di squadra e di unità.
con questi Infatti, schemi magari. anche quello è Mhm. tanto. Però è più il senso, no, di remare tutti verso la stessa direzione, che Sì. con degli Sì, schemi esatto. secondo me può essere ben trasmesso. Ed è anche un po' quello che stavo dicendo prima, che secondo me manca alla Juve. Questa cosa di essere una squadra con un obiettivo e di andare tutti verso quell'obiettivo. Che, vabbè, negli Stati Uniti e in NBA è una cosa, e quindi si vede ad esempio certe squadre tipo i Raptors di qualche anno fa, di 2 anni fa, cos'era? Lì si vedeva che anche se contro c'avevi cioè qualcuno che è più forte, se tu c'hai la determinazione e tutta la squadra è unita e va verso l'obiettivo, a quel punto è difficile comunque fermarti. In più, se come il Bayern dell'anno scorso in Champions sei una delle squadre con l'organico più forte in Europa e in più c'hai la determinazione di vincere, vabbè, a quel punto lì ti diamo Vinci. già anche la Champions. In più c'hai Esatto. anche una società, la miglior società d'Europa, nel caso del Bayern, perché lo fa molto anche i dirigenti, i vari collaboratori, perché ovviamente non si vede, però fanno anche loro moltissimo. Mhm. Ma infatti io ho notato che ad esempio la Juve, cioè non è che si pretenda, cioè la Juve è una squadra che deve competere con squadre come il City, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il Paris Saint-Germain, no? Però economicamente non è minimamente ai livelli di queste squadre qui. Beh, Cioè, non lo so, non so se sono d'accordo con questo, cioè in realtà è la prima squadra in Italia, Sì, ma è quotata in minimamente borsa, ha toccato il economicamente miliardo non di è valore. minimamente ai livelli. Io ti parlo di proprio calciomercato, possibilità di comprare giocatori, quanto la squadra attragga verso di sé giocatori. Forse quella è l'Italia, Cioè, però il fatto Quella è dell'Italia in anche sé. l'Italia. sì, ok. E comunque, cioè, la Juventus rispecchia questo, secondo me. Sì. Cioè, rispetto a il Paris Saint-Germain, esempio, se vuole prenderti quel giocatore che normalmente non offriresti neanche 10, se lo vuole offre 50 e se lo prende. Il City lo stesso, il Barça, il Real lo stesso, però il Bayern, ad esempio, potrebbe farlo, ma non lo fa. Cioè, il Bayern ha un'altra filosofia. È più intelligente il Bayern rispetto, ad esempio, secondo me, Sì, al Paris Saint-Germain o al Manchester City. Se poi ci arrivano sicuramente anche sì. il Paris Saint-Germain e il Manchester City alla Champions, tanto di cappello, vabbè, hai speso miliardi, ci sei arrivato, complimenti. Anche Beh, il ora. PSG è arrivato in finale alla fine l'anno scorso. Sì, infatti, però Quindi. comunque non l'ha vinta. Vogliamo andare avanti? Allora, avevo letto un articolo che parlava che si sta discutendo a livelli di UEFA di fare una Champions a 36 squadre e quindi avere, anziché i vari gironi, avere 2 grandi gironi da 18 squadre e le prime 16, cioè in realtà le prime 8 di una parte e le prime 8 dall'altra, vanno poi agli ottavi di Champions. Avevo visto anche un video, in realtà non ho visto il video di Sequolf, però il titolo era "Ci vogliono uccidere la Champions", quindi non so, mi sa che la sua... Quindi era un'opinione forte. Sì. Ha ragione, però dai, cioè, secondo me ha ragione. Tu hai visto il video? No, non ho visto il video. Però vabbè, cioè, secondo me ha ragione. Uccidono completamente la Champions in questo modo. Cioè, il bello della Champions, cioè, fai anche tutti i sorteggi, cioè, anche solo quello è il bello della Champions. Cioè, è bello vedere i sorteggi, tutte le cose, Sì, i effettivamente gironi. così non vedo dei pro, cioè quali sarebbero i pro? Non saprei esattamente dirti dei pro. Praticamente riprendono un po' quello che è il sistema dei playoff americani. Due conferenze, 2 conferences, che poi in realtà non so se ci sia ad esempio una divisione, cioè non so come zone. mettano le squadre, non credo sia a Ma zone, perché credo ora che... come ora quante squadre partecipano alla Champions? Ne dovrebbero essere fino ad H, quindi 8 mi pare. 8 per 4, 32 squadre. Ah, quindi aumentare le squadre sarebbe. aumentare di 4 squadre. Ma Boh. non ho un'opinione a riguardo proprio perché non vedo dei pro.
D'altra Neanch'io. parte non mi schiero neanche contro, perché effettivamente un po' si perde quella bellezza, no, della fase gironi anche proprio, Ma sì, ma delle cioè, alla fine cosa hai trasferte, da dei vari cambiare? fasci. Più che altro, metti Esatto. che fai 2 gironi, magari non trovi situazione che i gironi, come il girone del Manchester City, cioè una squadra buona e 3 outsider, capisci? Sì, Sarebbe infatti. un po' più competitività forse. Fino a un certo punto, perché ne passano 8 e 8. Cioè, Sì, Ma tu poi è però, anche dimmi, da vedere come sono divise. però devi pensare infatti, che la prima va contro l'ottava, quindi, e la seconda va contro la settima, quindi magari se l'ultima giornata tu sei lì tra la prima e la seconda, cioè essere o la prima o la seconda ti cambia. Anche è vero. anche con la Champions attuale in realtà. Sì, però la Champions attuale poi vengono fuori gironi tipo quello del City o anche gironi tipo quello dell'Inter di quest'anno, in cui comunque sono, vabbè che quest'anno era il Real un po' deludente e l'Inter un Beh, il po'. girone dell'Inter però è assurdo. Infatti, più che altro è Sì, quello. cioè, assurdo proprio nel vero senso della parola. Sì, 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 assurdo proprio. Un Mentre se po' Comunque, c'hai. Matti, ti strambo. ricordi quello là quel giornalista che ti avevo già citato perché era sempre contro l'Inter, spagnolo, che si chiama Sì, Vicente sì, Azpitarte, no? sì. E dopo che l'Inter ha vinto ha twittato Biscotto con, Biscotto con la faccina dei cuori. sì. Io guarda, ti giuro che piuttosto di far andare avanti il Real così col biscotto, mi faccio autogol contro lo Shakhtar, così passa Shakhtar e Gladbach in caso di pareggio. Cioè, lo so, capisco sta cosa, però non puoi che dar colpa all'Inter per questa situazione. Cioè, Sì, ovvio. alla fine, fino a un certo punto, potrà essere un biscotto, no? Perché, cioè, se non so, stanno giocando Real Mönchengladbach e in caso di pareggio passano tutte e due, no? Se vince l'Inter, il Mönchengladbach non passerebbe in caso di sconfitta con Real, no? Ad un certo punto metti che, non so, l'Inter sta vincendo 3-0, no? Comunque gli arriva la notizia al Real Si Madrid. fanno autogol. Allora No, io non si fanno, no, non cioè, si lì a fanno quel punto autogol, deve intervenire semplicemente, qualcuno. no, semplicemente rimangono sullo 0-0, Mm. non so, gestendo la E partita allora senza l'Inter deve farsi tenere male, la partita tutta in tensione, al 92esimo segna l'1-0. Così. rischiando di prendere l'1-0 però dallo Shakhtar, Vabbè, o di poi fare 0-0, cioè è difficile come situazione. Ma sì, ma io mi auguro che anche nella grande competenza di Zidane e nella professionalità del Real Madrid Non vadano a lo so puntare al questo. pareggio. Perché comunque se lo Shakhtar vince, il Madrid non passa. Esatto, sì. In questo non lo so, perché comunque il Real Madrid se andasse lì per fare la partita e vincerla, potrebbe perderla. In caso la perdesse sarebbe fuori. Quindi non lo so, sicuramente il Real Madrid guarderà un po' Ma io spero sì, perda, però si all'Inter infatti, io cosa sta gioca. proprio facendo. spero perdere al Madrid. Che Sì, vada fuori dalla Eh, Champions, ovviamente. gara a scontro diretto così dentro e fuori, dura però. Lo so, infatti, per questo spero non pareggino apposta, perché sennò devono fallire. Sì, vabbè. Cioè, capisco che tu la veda così, però non è tanto. Cioè, fino a un certo punto un biscotto. Beh, insomma, cioè, Capisco. pareggiare apposta è un biscotto. Sì, ma è un pareggio fatto apposta per loro due, cioè nel senso, e si chiama come vuoi biscotto. risolvere? Sì, ma cioè nel senso, come fai a risolverlo in un altro modo? Se tu Cioè, fossi tu Real non devi Madrid, entrare in cosa campo, cioè, faresti? la partita, tu entri in campo per fare la tua partita, cioè non fai calcoli, se no sei proprio un perdente. Si Cioè, gioca questa è per la mia No? vincere più che visione. Cioè, altro. Ah, Si se gioca tu per fossi Real vincere. Madrid, cosa faresti? Scusa. ma Cristo, vai a vincere, Andresti Vincere, in campo. vincere. hai fatto un girone di merda, fai più Sì, ma schifo quindi dell'Inter fra andresti, poco. andresti in campo per vincerla, rischiando di perderla e uscire, Sì, perché piuttosto che sono Real andare Madrid, Allora, Gesù. e gestire e Ma cosa magari passare cioè, tutte e due. sei una squadra mediocre che devi gestire contro il Gladbach. Cioè, sei infatti, Real Madrid.
Partendo dal fai la tua presupposto- partita difensiva, sei un perdente. No, non Zidane. difensiva, no, assolutamente non difensiva, cioè nel senso, non lo so, puoi mandare Non fai migliaia di giocare segnali. Ramos e Benzema apposta. Sì, puoi mandare una marea di segnali per... Sì, ma partendo dal presupposto che Puoi Per comunque farti farlo. buttare le bombe dai milanesi. Poi, cioè, i milanesi dovrebbero buttare le bombe dove si allena l'Inter, è colpa dell'Inter se c'è sta situazione qui. Questo è vero, niente da dire. C'è un Sì. biscotto che capirei, ok? No, Cioè non è che lo fanno per fare un dispetto all'Inter, lo fanno perché ci sta. Sì, però Beh, sei ogni- il Real Madrid, tu entri Mm. per vincere. Non sei... Capito? Cioè, Però- capisco se l'Inter stesse facendo il ragionamento che stai facendo te, però sei il Real Madrid fino a 2 anni fa, eri in finale di Champions ogni anno. Ma Cioè, poi non hai puoi fatto adesso cagare tutto il metterti a girone. pensare... Cioè, Real Però Madrid sei Real ha fatto Madrid, ma devi cagare. anche... Sì, ma infatti devi anche un attimo avere la grandezza di essere umile. Cioè, sii umile e dici, scendo in campo, provo a fare la partita, ma sto talmente messo di schifo che magari vado per vincere e mi fanno 4 Infatti, si è gol. messo talmente tanto schifo che giochi a centrocampo con Kroos, Modric e Odegaard. E prendi 4 gol all'andata dallo Shakhtar e 2 al ritorno. Vabbè, l'ultima partita non erano proprio scesi in campo, non so se hai visto come Perché, stavano ma giocando. neanche all'andata. Cioè, nel senso, hai Guarda preso 4 gol da una Gantelli. squadra che ne ha presi 10 dal Mönchengladbach. Per me Real Madrid deve avere anche l'umiltà di... Uscire dalla Cioè, sta cosa Champions. di... Sì, anche se ci hanno voglia, quella sì. in caso Però di non umiltà. andare in Europa League perché deve vincere la Roma l'Europa League. Secondo me la Sì, vince cioè, la Roma. l'Europa l'anno League. in cui... Perché quest'anno la Roma per me è una buona squadra. Tralasciato Napoli. Vabbè. Che era giusto È vincesse, è morto un'ottima Maradona. squadra. Cioè. Sì, ci sta, infatti. Hanno giocato Dio va con il culo in fiamme, Cristo Dio. Vabbè. L'anno scorso la Roma è arrivata, comunque ha perso col Siviglia che poi è andata a vincere. Quest'anno la Roma è molto più forte dell'anno scorso. Se l'anno in cui la Roma è comunque tra le 4 favorite per vincere l'Europa League, 5, se quest'anno scende Real Madrid, mi incazzo. Cioè, mi incazzo. Perché non può scendere Real Madrid in Però un Europa po' da League? simpatizzante del Real Madrid dovresti essere Sì, ci un po' sta. contento. Vorrei fare la finale e vincerla contro prenderla. Real Madrid. Infatti. Se vinci pensa se vinci la finale di Europa League contro il Real Madrid. Beh, se ci Il Real Madrid arrivi, non la vinci. perde la finale, ma vai figa, non perde la finale. No, vale per la Champions, non vale per l'Europa League. Sì. O no? Gli No? diceva, gliela Vabbè. lasciamo a loro, tanto. Tanto Ma l'Europa. sì, non la infatti, vogliamo ti ho detto, devono avere la grandezza di essere umili loro. Lasciarla a chi non se la può permettere. Pensano tanto l'anno prossimo noi siamo in Champions e probabilmente la vinciamo. L'anno prossimo la Roma magari è in Serie B. E quindi ci Però va starebbe lo stesso in Champions. Esatto. Anche va in dalla Serie Champions. B va in Champions in prima fascia se vince l'Europa League. Vabbè, ci sta. Il calcio è strano, Beppe. Sì. Anche Beppe Bergomi, però ogni volta che vedo l'Inter mi fa addormentare. Beppe Bergomi, vabbè, anche lui amante della mediocrità, innamorato di Matteo Darmian, che per carità sta simpatico anche a me, però cioè Sì, svegliati, a lui piace dai. più Darmian di Hakimi, gli piace più certo. Gagliardini di Eriksen. Infatti potrebbe essere vice di Conte e Bergomi. Madonna. Non pensa che la curva nord aveva esposto uno striscione tipo un Beppe rotti i coglioni, perché continuava un paio d'anni che lavora, no, un paio d'anni, una decina d'anni che lavora per Sky e di Sì, stronzate ne ha sparate, insomma. Ma sì, madonna. Vabbè, naturale. Ogni, stronzate. ogni tifoso di calcio, esatto. Guarda qua, noi. Avevo sentito questa cosa dal capo di Dennis Maran, è presente il capo di Triveneta al canale, no? E lui diceva che il Milan, se ci fossero stati i tifosi allo stadio, avrebbe meno punti. E vabbè, a parte questo che tra l'altro non sono d'accordo, secondo voi la classifica di Serie A sarebbe diversa con i tifosi allo stadio? A parte che secondo me è un ragionamento totalmente teorico. Astratto, sì. Astratto. Bravo. Però sì, secondo me sì. Perché se ci sono
se ci sono i tifosi c'è un'atmosfera diversa. È indubbio che quando c'è una tifoseria la squadra la sente e quindi ha anche una mentalità diversa, no? Sì, anch'io sono d'accordo. Anche secondo me sarebbe diversa, però non sono d'accordo con il fatto che il Milan avrebbe meno punti se ci fossero i tifosi, ma credo che altre squadre sarebbero più vicine. Tra queste la Sì, Juve, tra non queste so, anche non è l'Inter. una cosa che, sì, non è una cosa che puoi dire se il Milan avesse i tifosi, non puoi saperlo. Sicuramente non potrebbe essere lo stesso campionato, cioè non Esatto. sarebbe la stessa cosa, Mm. anche per avere Sicuramente. la semplice spinta che ti possono dare i tifosi. Cioè, quando hai 50.000 tifosi che tifano per te e ti spingono, stai perdendo 2-0, non è che mentalmente crolli, hai possibilità di continuare a giocare, magari rimonti. Stadio sì. vuoto, non senti niente, metti che prendi 2 gol di fila così, crolli psicologicamente, cioè non hai aiuti da fuori, no? È vero, è vero. Adesso Quindi non voglio ovviamente non può attaccarmi a essere la questo, stessa ma cosa. secondo me un Inter-Real Madrid giocato con San Siro Un San pieno Siro pieno, sarebbe ma stato non è la totalmente un'altra partita. ovvio, Mhm. come un Real Madrid-Inter con un Bernabéu Esatto. pieno. Sì, Cioè il senza dubbio. Bernabéu non ti perdona niente, ora come ora starebbe 90 minuti a fischiarlo il Real Madrid. È vero, Così. questo è vero. Come un Cioè Juventus i Hellas tifosi Verona. fanno il calcio alla Sì, è vero, fine, ma è anche lo Juventus completamente Stadium diverso. è una fortezza con i Ma ogni tifosi. Più che stadio altro è così. con i tifosi allo Juventus Stadium l'arbitro c'ha un po' di pressione. È vero, da No, è vero, è vero. 70 anni a questa parte. Vabbè. Vabbè, No, vabbè, ma in comunque, tutti gli stadi è così, dai. sì, Cioè, sì. Comunque, parlando proprio di questo, ieri stavo ascoltando un podcast in cui c'era LeBron, che parlava della NBA Bubble, ok? E di come, mentre tu eri lì, i giocatori erano lì che giocavano, dentro il palazzetto c'era un'atmosfera completamente diversa rispetto ovviamente a un palazzetto con i tifosi. E lì ha fatto capire che, come hai detto te prima, Matti, con i tifosi un conto è magari essere sotto di un tot e non crollare, però senza i tifosi, se sei sotto di un tot, crolli. E non vai, quindi, cioè non... e quindi lì ti fa ancora di più apprezzare gente come, vabbè, parlando di NBA, l'anno scorso Jimmy Butler, essere sotto tanto tempo senza tifosi, senza nessuno sì, senza il supporto di qualcuno e comunque andare avanti. E anche quest'anno comunque penso uno stadio vuoto, essere lì e giocare senza nessuno sugli spalti. Sì, rischi proprio di avere l'intensità di un allenamento, cioè sembra Infatti, è solo la ma partitina. specialmente per gente che è abituata, cioè a giocare proprio, sei abituato a entrare Infatti. dentro un coso che hai 70.000 persone che urlano, ti insultano, fischiano, Ma penso a quei tifano per giocatori te, che sono arrivati quest'anno, per esempio, vabbè, ad alti livelli. citando l'Inter, no? Metti Hakimi, non ha mai vissuto San Siro pieno. No? Sto proprio Ma gli pensando, stessi giocatori, Eriksen non so. perché gennaio scorso è arrivato. Mm, Però, sì, cioè, è beh, però hanno incredibile se ci vissuto pensi. stadi importanti, Vabbè, pieni. chiaro. Tu Però pensa a secondo un, me ci sono certi non stadi, so, no? Ci sono certi stadi che comunque sono cose differenti. E ovviamente il Bernabéu è uno di quelli, ovviamente San Siro è uno di no, quelli. ovvio, San ovviamente. Siro Cioè, entri a comunque. San Siro, entri al Mapei Stadium, non è la stessa roba, ovvio. Esatto, Mhm. esatto. Io da Ovvio, ovvio. Juventino dico che secondo me San Siro rimane lo stadio più bello e forse importante, non lo so, Iconico, però più iconico sicuramente. d'Italia sicuramente. Anche Mhm. giocare a San Siro è Ma anche sicuramente un'esperienza anche per il architettonicamente è giocatore. proprio una grande opera San Siro, perché anche Ed è molto, molto, molto interiormente. simile al Bernabéu, tra l'altro. Sì? Sì, Tu l'hai da visto, no? dentro, da dentro, sì, io sono stato a San Siro, sono stato al Bernabéu, ma da dentro è uguale. Bernabéu, cioè, è proprio immenso. Non sembra, ma mi ha dato l'idea che è proprio più grande di San Siro, più alto più che altro. Però dentro sono uguali, cioè la partita la vedi proprio
Cioè sei a teatro, veramente sei a teatro. La scala Rispetto del all'Olimpico, l'Olimpico sei là, vabbè, non vedi bene per dire, no? E vabbè, l'Olimpico è proprio uno stadio olimpico, no? Quindi... Sì, no, infatti. Però Quello- in effetti si sono d'accordo, cioè San Ma Siro la è lo Roma non doveva rifare lo stadio, stadio. sì, tipo da 10 anni. Sì, ma ogni Uno dei volta vedo anche progetti le storie di fanpage della Roma che scrivono da 3 anni. Si farà lo Sì, stadio? buoni. Sì? No. Ce la faremo? Sì o no? Io ogni volta metto no perché tanto Un po' di da 3 scaramanzia. anni che va avanti sta roba. Vabbè, finiremo nel 2040 a farlo. Troppi impicci a Roma, troppi impicci. Cioè, Sì, ma E- non so se avevi visto il disegno di quello che doveva essere il nuovo stadio dell'Inter, cioè era creare un'altra città, perché creavi tutta Vabbè, la sì. città esterna ed era veramente, cioè per gli amanti del classicismo, no? Dici, vabbè, butti giù San Siro e fa male, vabbè, sta roba è però brutta. crei una cosa, cioè se fai come è il disegno è proprio una roba surreale. Oh, ma adesso stanno rifacendo il Bernabeu per dire. Sì? Non so se avete presente come verrà fuori. Prova a cercare lì. Cioè, è una roba assurda in realtà. Cioè, sembra veramente una navicella spaziale. Tutto chiuso, perché si può chiudere. È assurdo. Cioè, anche a me A proposito di dispiacerebbe tutto non chiuso, vedere più il Bernabeu, però. Boia? Una navicella Cioè, è spaziale? assurdo. Cioè, tu, ok, butti giù il Bernabeu, però... Cioè, hai Comunque è proprio questo in poi. centro? È in centro Madrid? Madonna, sì, io mi ricordo quando siamo arrivati, in pratica abbiamo deciso una mattina, ci svegliamo i miei genitori e diciamo vabbè andiamo a visitarlo il Bernabeu, no? Cosa fai? È stato tutto qua a Madrid e non vai. Abbiamo preso il bus, abbiamo cercato su internet che autobus ti portava al Bernabeu, ci siamo seduti sull'autobus e siamo andati avanti finché non arrivavamo alla fermata proprio, no? E noi non ci siamo accorti, intanto stavamo passando di fianco allo stadio e non so, probabilmente c'era questo qui di fianco a noi che ci sentiva parlare dello stadio e si gira verso mio padre e fa guarda che dovete scendere qua e c'era proprio lo stadio di fianco ma non si vede, è in mezzo proprio. Per Non so esempio se sia... San Siro non è in centro, è proprio No, un quartiere fuori. sì, cioè San Siro poi lo vedi da Quello sì. parecchi metri prima di arrivarci, proprio in mezzo a uno spiazzo, no? Poi c'è tutta la zona dell'ippodromo, eccetera. Per quello verrebbe buttato giù tutto e spazio alle L'Olimpico novità. stessa cosa, l'Olimpico lo vedi proprio quando ci sei sotto, perché Sì? è pieno di alberi, pieno Ah. di edifici, non lo vedi, lo vedi quando proprio sei sotto. Lugano come lo band. vedi dal Mac o dalla E superstrada. però Esatto. lo senti da qua, È vero? per esempio. Cioè quando suona Ligabue, mi ricordo anche Vasco, si sentiva a Casello. Io no, non lo sentivo comunque, boh, come mai? Forse dormivi. Stai ascoltando Sfera. Ok, allora sì, può essere. Sto registrando. Non lo so. Vabbè, basta. Stiamo divagando. Chiudiamo. Bella raga. Ciao.